Il Forum Siciliano dei Movimenti per l'Acqua e i Beni Comuni Sicilia invia una lettera aperta ai sindaci della provincia di Agrigento, sintetizzando di accelerare il percorso virtuoso verso una gestione pubblica e partecipata. E proprio in occasione della seduta plenaria del 2 maggio prossimo torniamo a portare alla vostra attenzione quanto proposto dal Forum Siciliano dei Movimenti per l'Acqua e i Beni Comuni in occasione del recente convegno e servizio idrico integrato in provincia di Agrigento, dal fallimento della privatizzazione alla gestione pubblica e partecipata, organizzato presso il Consorzio Universitario lo scorso 23 febbraio. Il Forum propone che la gestione interamente pubblica delle risorse idriche che l'ATI di Agrigento ha dichiarato di voler assicurare per il futuro sia realizzata attraverso la costituzione da parte dei sindaci di un ente di diritto pubblico e non di diritto privato al quale affidare la gestione, cioè una speciale consortile che a nostro avviso offre maggiori garanzie di una gestione non scalabile dalla partecipazione dei privati e che preveda nel proprio statuto forme di partecipazione e di controllo popolare a garanzia della massima trasparenza, efficacia ed efficienza ed economicità. Questa ipotesi ha raccolto l'interesse e la condivisione degli intervenuti e oggi ulteriormente rafforzata nella sua ragione di essere dalla nuova interdettiva antimafia della prefettura a Idrotecne, nella quale si ribadisce la persistenza e pericolosità di infiltrazioni mafiose nella gestione della preziosa risorsa. Per questo motivo riteniamo che da allora all'interno dell'ATI siano stati compiuti i passaggi necessari ad accelerare la scelta della forma di gestione a partire dalla redazione del piano d'ambito. Pertanto chiediamo ai signori sindaci che compongono l'Assemblea Territoriale Idrica di esprimersi pubblicamente per quella che offre le maggiori garanzie di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, sfrondando il campo da ogni eventuale e possibile nuova privatizzazione, anche parziale, del servizio idrico integrato e dei rischi connessi e già tristemente sperimentati che con l'ipotesi di una società per azione paventiamo possano facilmente riproporsi. Il comunicato conclude: vi invitiamo a non interrompere il percorso legalitario intrapreso, esprimendovi per un ente di diritto pubblico come futuro gestione del sistema idrico integrato, un servizio pubblico essenziale che tale deve essere, a nostro avviso, nella veste giuridica, ponendo in essere tutti gli atti necessari a perseguirla celermente, senza cedere a meccanismi divisivi che potrebbero favorire il ritorno di interessi diversi da quelli della collettività, già ampiamente danneggiati da 12 anni di gestione privata.